Benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di 7 in punto. Questa mattina parliamo di online travel agency. Non spaventatevi, è una parola molto semplice da tradurre, ma soprattutto è un concetto molto facile da tradurre nella realtà grazie al nostro gradito ospite di questa mattina che andiamo a salutare. Si tratta di Andrea Meanna. Buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno a voi. Noi come portale siamo nati ancora nel 1999 perché i miei hanno un albergo a Venezia in Campo Santa Margherita. Nessuno dei portali grossi che sono attualmente prendeva alberghi di 1 stella, 2 o anche gli ostelli, quindi col passaggio diciamo storico, no? Tante realtà si sono trovate in difficoltà non potendo vendere il loro inventario online, quindi neolaureato ho deciso di buttarmi online e di creare sta realtà. Siamo nati come Hotel Venice Online e offrivamo solo Venezia, no? E col tempo, come si dice, da cosa nasce cosa, siamo passati proprio dai nostri clienti che venivano a Venezia perché mandavano la mail, ci chiedevano, la pagina si chiamava online, ma non era, la prenotazione non era online. Adesso noi in 17 anni, 18 anni di investimenti, di tecnologie, siamo diciamo una realtà molto affermata a livello mondiale, ma partiamo dalle origini, no? Venivano a Venezia e dopo tornavano a casa, tutti ci ringraziavano, thank you per il vostro servizio, for great service, avete qualcosa a Roma? Avevamo nulla a Roma, preso la valigia, andare a Roma, passare 15 giorni a Roma per trovare qualche struttura. Poi non è come oggi, nel passato non c'era, non solo non c'era internet, non c'era il wifi, non c'erano neanche i computer, quindi tanti alberghi erano ancora, avendo questo librone grande, camera 1, camera 2, camera 3, quindi abbiamo trovato anche i primi alberghi, poi sempre questi ed altri, ma avete qualcosa a Firenze, avete qualcosa a Milano, avete qualcosa a Barcellona, quindi via, ogni 10-15 giorni facevo un viaggio, poi rispondevo agli email dal remote. E dopo cosa è successo? Ho preso la mia prima collaboratrice che faceva 4 ore quando avevo 21 anni, quindi abbiamo sempre investito fino a oggi. Ecco. No, avete fatto investimenti importanti, più che altro da una dipendente siete passati a quasi 30 persone, vero? Sì, attualmente sì. 37 in un modo diretto, tanti a Venezia, tanti altri anche all'estero che ci lavorano, non so, la russa dalla Russia, la cinese dalla Cina, la coreana, quindi che seguono i vari mercati, perché adesso è una realtà molto articolata, perché dal social media siamo presenti su tutti i social, diciamo, Instagram, Facebook, tutti i social, anche l'email marketing. È un'azienda strutturata abbastanza bene, anche se competiamo, se siamo sul mercato. In tutti questi anni in Italia abbiamo visto tanti portali, tanti investimenti online, tutti, ma loro, cioè, come possiamo, tristemente dico, tutti quei portali sono spariti, o falliti, o hanno chiuso, o hanno venduto. Ma qual è la formula del successo? Su cosa avete puntato? Noi praticamente, come si parla sempre tutte le aziende, noi ci siamo specializzati. Abbiamo scelto il budget accommodation, ostelli, quella fascia medio-bassa di mercato. E questo è il nostro mercato, quindi abbiamo concentrato il nostro marketing là e ci siamo limitati, no, a quella parte di mercato. E lì che, come possiamo dire, siamo stati premiati. Ecco. Nel 2007 siamo stati la prima azienda italiana certificata PCI. Cos'è PCI? È il certificato che adesso è obbligatorio per chi vuole vendere online. Siamo stati la prima dell'Alitalia, prima di Trenitalia, prima di tutti quei grossi realtà pubbliche, parapubblico, anche private dell'epoca. Noi abbiamo voluto intitolare questa puntata Una storia veneziana perché stiamo parlando di una realtà internazionale che però nasce a Venezia e ha ancora il suo cuore pulsante, il suo core business a Venezia. Assolutamente sì, siamo a circa 200 metri dal Ponte di Rialto, siamo in Calle Boteri, malgrado tutte le difficoltà
resistiamo, lavoriamo là con tutti i limiti, no? Che diciamo le tecnologie ci sono, le infrastrutture ci sono e che l'ufficio è un po', come possiamo dire, è un piano nobile del 1300, quindi con tutti i suoi limiti. Ogni tanto se ci viene qualche controllo comincia a dire qua manca la striscia nera per segnalare il coso, manca l'uscita di sicurezza, la seconda uscita di sicurezza, col manca, ma comunque siamo sempre là. Voi avete resistito in un mercato che è tutt'altro che facile, soprattutto dove i pesci grandi inghiottono quelli piccoli. Voi non siete propriamente un pesce piccolo, ma non siete neanche un pesce grande. Assolutamente, le dico, durante tutto questo periodo io ho detto che abbiamo visto tante aziende italiane che sono nate e morte, hanno venduto. A livello globale ci sono due grossi gruppi, diciamo Priceline, che è proprietario di Booking e tutti quei portali che noi attualmente vediamo dappertutto perché bombardano l'online e l'offline, le televisioni, i computer, i social, dappertutto, e anche Expedia. Tutte e due sono quotate a New York, nel Nasdaq, e noi, è un'anomalia, ecco, tutta italiana. Hanno tentato a più riprese, come possiamo dire, a comprarci, però le dico, se vado a Melbourne vengono gli ostellatori di Melbourne a prendermi dall'aeroporto. 4 settimane fa ero a Madrid, non ha prezzo. Cioè quel relationship, quei rapporti umani che abbiamo creato a livello globale non ha prezzo, no? È invendibile, come possiamo dire. Sono stato, dico, tempo fa a Madrid, l'ultima, ho dovuto cenare 2 volte perché sono vari gruppi, no? Alle 6 non potevo dire a questo gruppo sì, agli altri no, quindi dico, questa robetta non ha prezzo. Certo, bisogna anche stare attenti alla linea comunque per il mestiere che fate. No, è molto divertente, ma è anche una realtà importante. Avete fatto un investimento molto significativo in questa tecnologia, ecco, cloud computing, che significato ha? Allora, fino a circa 3-4 mesi fa avevamo, sì, un vecchio portale, abbiamo messo un nuovo portale, siamo passati in cloud. Avevamo, come dicevo, fino a 3-4 mesi fa, delle macchine, quindi c'erano tutti i codici dentro queste macchine e la gente da tutto il mondo si collegava in queste macchine qua e scaricava e vedeva le informazioni. Invece tutto ciò, tutti questi server non ci sono più, siamo passati in cloud, non solo in cloud, in local cloud. Praticamente adesso usiamo i server virtuali. Se uno si collega da Melbourne, per dire, rispondono lì, sono le Amazon Web Services di Melbourne, quindi anche proprio una scheggia, se si collega uno da New York, gli Amazon Web Service Local One rispondono là. Non abbiamo più server fisici, quelli che conosciamo, sì. È proprio tutto in cloud. Tutto in cloud, insomma, per cui diciamo è un mondo aperto. Assolutamente, cioè, sicuramente sì. Ci sono anche dei fenomeni, per esempio, come l'Airbnb, che si è molto diffuso in questi ultimi anni, ma che non ha fatto proprio del tutto bene all'attività ricettiva in generale, tanto meno a Venezia. Chiedi come possiamo il parere a una persona. Noi abbiamo sempre combattuto Airbnb per tutta una serie di motivi. Noi, essendo in centro storico, per dare un esempio, c'è la rivolta in giro, in tutte le città, solo che ci sono delle città tipo Berlino che ha avuto il coraggio, anche Barcellona, dove il sindaco ha detto no a questo servizio, altre città dove aspettiamo anche del nostro sindaco e di altri anche sindaci proprio di vietare, perché chi fa l'albergatore deve fare l'albergatore, chi fa l'ostellatore deve fare l'ostellatore, chi ha l'appartamento deve fare l'appartamento, deve fare questa funzione, perché cosa succede? Ci sono 3-4 mila appartamenti che sono sul mercato turistico, no? Di Venezia, vuol dire cosa sono stati tolti dal mercato residenziale, no? E messi online, che sono l'equivalente a 5, 6, 7 alberghi. Cioè un albergo a Mestre che ha 350 camere ha salvato 350 appartamenti a Mestre, 350 appartamenti a Venezia, perché la situazione, mi crede, è drammatica. Noi abbiamo dei programmatori, degli ingegneri che paghiamo profumatamente, ci appoggiamo anche a gente estera, cerchiamo di fare quello che possiamo anche fuori, ma il cuore è là.
quella gente dove noi li strappaghiamo, anche dandole un contributo di alloggio di 1.000, 1.200 euro, anche 1.500 euro, non sono in grado di trovare, che non è normale, in una città tipo Venezia, anche una coppia di giovani non trovano casa, nessuno, cioè una roba incredibile. Perché? Perché la gente preferisce di fare l'albergo dentro l'appartamento, che per me è una roba inconcepibile, no? Sì, anche perché qui si sconfina nella concorrenza sleale poi. E questo è un altro passo, mentre l'albergo c'ha uno che fa il check-in la mattina, il portiere di notte. Poi c'è un'altra cosa da dire a tutti quelli che hanno gli appartamenti: ci sono dei portali online dove ti dicono prenota quell'appartamento, non lo prenotare come 4 persone, prendi come 2, intanto potete dormire in 4, potete dormire in 6. Quindi è anche una roba scandalosa, vergognosa, no? Di come è ridotta, come è stata ridotta non solo la città di Venezia, anche tantissime altre città in giro. È il mercato ormai purtroppo diffuso, da Venezia si sta espandendo nella terraferma, ma anche tutte le altre nostre città d'arte in Veneto e nel Triveneto in generale. Voi comunque siete partiti, diciamo, dal low budget, per cui guardate con particolare attenzione ai giovani. Assolutamente. Il nostro servizio, diciamo, l'80% sono i giovani e le famiglie che vogliono viaggiare, non vogliono spendere una fortuna, anche perché l'esperienza avviene nell'ostello, non stando in appartamento dove non vedi nessuno. Non è che se tu porti l'appartamento a un veneziano vivi da veneziano, non è vero. Ci sono tutte queste strutture dove vai, cioè io sono uno che ha viaggiato sempre per ostelli, dall'Australia, da Melbourne fino ad Oslo, a Uppsala in Svezia, a Montreal in Canada, Vancouver, giù fino a Terra del Fuoco in Argentina. È una roba bellissima, perché sei là, arrivano, c'è l'americano, il tedesco, il francese, stai mangiando, si metti là a mangiare, c'hai la cucina, prepari il tutto, poi c'hai la vita sociale. Dove vai? Domani andiamo a vedere, non so, il Guggenheim Museum, per dire. E tu si forma il gruppo, si va là, poi il giorno dopo questi partono, vanno in un'altra città. È veramente una bellissima esperienza. Se uno è abituato a viaggiare, tanta gente, perché noi abbiamo anche, se pensiamo a un ostello, pensiamo a una struttura sporca, a una struttura, invece non è vero niente. Cioè, dico modestamente, abbiamo cercato in tutti questi anni a migliorare la qualità degli ostelli. E anche negli ostelli si pensa solo che sono delle camerate condivise, no, ci sono delle private, ci sono delle camere singole, tanti ostelli anche hanno le doppie, le triple, le camerate per famiglie, e hanno tutti i servizi che offre anche l'albergo, ma non i prezzi dell'albergo, tutto qui. Certo, no, ma è importante questa sua sottolineatura, perché appunto la parola ostello nella cultura italiana, per esempio, corrisponde ad un posto poco ospitale. Ma forse anche qua è colpa dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che è sparita, in parte fallita e via, perché come tante cose pubbliche, io come imprenditore, faccio gestire anche le scuole agli imprenditori. Cioè dico, sei un bravo imprenditore, benissimo, adesso vieni e mi gestisci per 2 anni, 3 anni questa scuola. Le scuole, per quale motivo? Perché sono persone che rischiano, che sono persone che hanno voglia di fare, di creare, sono positivi di carattere e via. Lì sta associazione, con tutti i vantaggi che ha, aveva 120-130 ostelli da Palermo fino all'Alto Adige, fallita. Hanno portato i libri, ma come si fa? Questo ha aperto il campo a tanti gruppi esteri, tipo l'Endo ed altri, a Mestre. C'è la corsa per l'ostello con 1.400 posti letto, 1.100 posti letto, perché è stato scoperto, no? da una catena italiana seria. Certo. Lei prima ha citato alcuni mercati importanti in espansione, sono la Cina, la Russia, lei ha parlato anche di Corea. Si parla per sempre extraeuropei. Perché la crescita è lì. Noi stiamo investendo in questi mercati
perché nell'ultima fiera cinese si parla di 50 milioni di viaggiatori, non è che vengono in Italia, ma che lasceranno il paese, no? Che adesso la Cina volente presto diventerà anche la prima economia mondiale, no? Noi tristemente, come tante cose, come abbiamo l'idea sbagliata dell'ostello che è una struttura sporca, una struttura assolutamente non è per niente così, abbiamo anche l'idea, sai, il cinese involtini primavera, cioè, credimi, non è così. Da Pechino, l'ultima volta che sono stato a Pechino, a un paesino, si fa per dire 8 milioni di abitanti, a circa 80 km in 16 minuti. In 16 minuti qua, mia moglie è bassanese, da Venezia a Bassano del Grappa entra in un'ora e mezza, sì, è anni che parliamo, sì, sì. Siamo i primi con le lamentele, con queste robette qua, ma nel fare non è più accettabile, no? Parlano adesso della città metropolitana, benissimo, vogliamo il risultato, e con le infrastrutture, come possiamo dire, sì. Cioè, siamo veramente a livello tecnologico siamo il terzo mondo delle tecnologie, se vogliamo parlare, e le infrastrutture manca poco, ecco, per dire. No, anche perché è sempre una guerra quando si tratta di creare le infrastrutture, c'è chi mette i bastoni tra le ruote, chi si oppone a certi discorsi, insomma sono necessarie anche per determinate esigenze. Cioè lei ci sta illustrando le difficoltà di fare il suo mestiere in un paese come l'Italia che vive di turismo. L'Italia sì, lo sappiamo che il turismo è la prima industria tra impieghi e raccolta, è la prima industria ed è una ricchezza, va governata, va sfruttata fino al massimo, va guidata per dire, e parallelamente non possiamo abbandonare le tecnologie, non possiamo non detassare quelle, perché cioè, la mia società sinceramente se lavora da Rialto o da Pechino, sì, o da Shanghai o da Dubai come fanno tanti, non cambia nulla. No, la nostra scelta di restare là, di lavorare da là, di creare occupazione, cioè io ho 5 figli, ok, vanno a scuola al Cavanni, e questo è il portale, è il mio 6º figlio. Io alle 7, 7 e mezza sono nel mio ufficio e esco alle 7, 7 e mezza, come ogni imprenditore, lo faccio con tanta gioia, con tanto entusiasmo, sono contento quando raggiungiamo gli obiettivi, perché come ogni azienda strutturata, se siamo ancora sul mercato qualcosa c'è di diverso, per dire, no? Lo sappiamo che nelle nuove tecnologie 4 start-up su 5 chiudono nel giro di 2 anni, sì, 3 anni, no? Sì. Per dire così. Se noi siamo là, cioè, qualcosa di diverso c'è, qualcosa di siamo strutturati perché mercato per mercato, ci sono gli obiettivi, ci sono tutti i team, con il team leader, si fa il plan, cioè dopo aver deciso, individuato gli obiettivi, perché cambiano, essendo un'azienda globale gli obiettivi cambiano da mercato, perché anche i concetti, il modo di fare e agire dei mercati sono diversi, no? Quindi diamo gli obiettivi, ci mettiamo gli obiettivi, facciamo il plan, l'action plan, misuriamo, vediamo, sui vari non è una cosa semplice, è una cosa molto complessa, non voglio dire complicata ma complessa. Beh, immaginiamo, anche perché gestire un'attività di questo tipo, se i numeri sono giusti, fanno veramente sì, paura. Si parla di oltre 36.000 strutture in 192 paesi. Ma mi fa la domanda, vuol sapere il numero che abbiamo quando mi ha fatto la domanda o adesso? Perché una gran parte del team che abbiamo non fa altro, perché sul waiting list abbiamo circa 2.000 strutture, mediamente 1.800, 2.000, 2.200, in attesa di andare online, perché gran parte di quei ragazzi sono là a mettere online queste strutture che sono in varie città e paesi del mondo. 192 paesi non sono male come orizzonte. Ma che, cioè lei è stato ispirato, vabbè, anche dall'esperienza familiare, perché ovviamente lei viene da una famiglia di albergatori, no?
si è anche reso conto di come l'orizzonte fosse limitato in quella misura in cui si faceva il mestiere di albergatori 20 anni e più fa. Adesso è cambiato completamente tutto. No, un appello che rivolgiamo anche a chi fa l'albergatore oggi, anche ai giovani che fanno gli albergatori, parliamo di persone entro i 50 anni, cioè ci sono queste nuove tecnologie, ci sono queste nuove esperienze da maturare. Siete rimasti solo voi nel nostro paese? Cioè, la situazione non quadra, nel senso siamo un paese che è capace così di dilapidare tutti i suoi tesori. C'è l'appello che rivolgo a tutti gli albergatori è quello di stare al passo dei tempi, di non andare contro le tecnologie, anzi cercare di trovare le ultimissime tecnologie sul mercato e di usarli, perché adesso gli strumenti non serve spendere migliaia di euro per avere l'ultimissimo portale, l'ultimissimo sito. Ci sono degli strumenti che veramente costano poco, se non lo sanno basta che ci mandano una mail, noi siamo qua disposti a fare anche delle consulenze gratuitamente, non ci interessa, e investendo poco, usando delle possibilità, praticamente la stessa cosa che usano gli altri portali, mettendo sul tuo sito, dando la possibilità a un tuo cliente di poter prenotare direttamente con te, toglie benzina agli altri portali, dando gli stessi, perché adesso ci sono tante società che offrono questi servizi, quindi vedi i competitor chiedono 15, 20, 25%, addirittura mettono anche gli albergatori uno contro l'altro, pagami di più, ti metto su, allora l'altro mette il 21%, l'altro per avere ancora più visibilità mette il 22%, e devono capire una cosa, che il 20, il 22, il 18% che sono IVA and reverse charge, vuol dire più IVA perché non è scaricabile, essendo anche un costo per loro. Un'azienda che ti costa il 10%, il tuo sito che ti costa 0 euro, o il 10% o il 20%, non è il 10% in più, tra il 10 e il 20, essendo un costo, va per chi fa economia o ha fatto economia, sa che ti costerà il 50% in più, un portale ti costa il 10, un altro ti costa il 15, non è il 5% in più, è il 50%, perché va messo sotto la voce costi, no? Quindi bisogna stare attenti su queste cose qua, e poi costruire, essere a disposizione del cliente, perché si chiama ospitalità. È inutile fare la guerra al cliente, dobbiamo fare in un modo di dare più di quello che si aspetta un cliente, perché tu hai prenotato la stanza, poi se vieni da te, visto che hai prenotato direttamente con te, hai risparmiato tu albergatore il 15-20%, soprattutto se hai la stanza che costa 200-300 euro, 250 euro, su 2 notti che sono 500, hai un risparmio di 100 e passa euro. Se li lasci anche una bottiglietta di prosecco che ti ha costato 6, cioè tu hai creato una cosa che va oltre l'aspettativa del tuo cliente, lo fidelizzi, tornerà da te, cercherà un albergatore simile a te in un'altra città e via così. Quindi poi non so se sono stato chiaro. No, lei ci sta fornendo quella che è la dimensione, crediamo, più giusta di intendere il lavoro di chi fa attività ricettiva, di chi cura l'ospitalità, perché non puoi tu vedere nel turista, nell'utente, una persona da stritolare, da spremere fino in fondo. Non solo da stritolare, anche un nemico, perché a Venezia Venezia deve sentirsi una città molto fortunata, perché è molto fortunata, e tantissime città, no? Sono delle città in giro per il mondo, fanno di tutto, studiano come fare per portare più turisti. No, da noi è uno schifo, cioè viene vissuto che il turista è una cosa che porta male. Se fatto in un modo fatto bene, porta solo ricchezza. Ma ricchezza non per poche persone, per tutta la città. È su questo che dobbiamo puntare. Poi va strutturato in un modo che siano i vantaggi per tutti,
Non solo, non so, una città come Venezia che ha milioni di turisti non può avere anche la tassa di immondizia più alta d'Italia, perché dicono sì, sono i cittadini veneziani, sono quelli che producono più immondizia, che non è vero, basta fare un paio di calcoli e vieni fuori perché ci sono sti costi, no? Quindi per me, come imprenditore anche dell'industria del turismo, dico che una ricchezza va governata, va guidata, non lasciata così a se stessa, che veramente è una grande, enorme fortuna che ha non solo Venezia, anche l'Italia, quindi in un certo senso, ecco. Sì, vabbè. Indubbiamente il fatto però che siate gli unici sopravvissuti la dice lunga anche a proposito delle difficoltà di gestione proprio di questo mercato, delle dinamiche. Voi ci siete riusciti anche perché siete partiti, diciamo, facendo un passo alla volta. Tuttora ci misuriamo i passi, cerchiamo di non fare mai il passo più lungo della gamba, lo facciamo con passione, con divertimento, anche il nostro staff, sono gente rilassata, io dico anche ai ragazzi perché c'è gente, arriva già al lavoro stressata, arrabbiata, dice guarda qua, abbiamo cambiato macchine, abbiamo cambiato tecnologia perché non voglio le mie macchine, lo stress, perché noi vedevamo lo stress delle macchine, per quello con tanti visitatori, tanti collegamenti, quindi le macchine sovraccariche, si chiama stress per dire, no? Quindi abbiamo cambiato tecnologia, siamo passati in cloud per non avere le macchine stressate, figurarsi lo staff nostro, quindi dovete essere rilassati, siamo qua a disposizione, se qualcuno ha problemi venga a parlare, nessuno per nessun motivo deve essere stressato. Certo. Cloud è l'idea proprio della nuvola, no? La nuvola espansa, per cui insomma qualcosa di distribuito, insomma non più concentrato. Distribuito a livello globale. È virtuale, quindi invito anche tutti a usare queste tecnologie perché è una roba bellissima, è una roba che costa sempre poco. Sì. Se dico noi che siamo diversamente giovani, ecco, diciamo così, abbiamo la fortuna di aver vissuto tutti questi anni, no? Dai primissimi computer, il 486, robe, fino all'iPhone, fino alle ultimi cellulari. Vi dico, sono stato due mesi fa all'università, un professore mi ha invitato, ho fatto una conferenza, ho parlato ai ragazzi per circa 2 ore, ho spiegato perché noi siamo più fortunati di loro, ok, con tutti i svantaggi per dire, perché noi nel passato, ai tempi miei, se si metteva una pagina online era da diventare scemi, provare, non andava online, ripetere, pregavi in aramaico antico per vedere la pagina online, sì, adesso è andata online, così, con i computer e via, adesso sono andato là, non avevo né portatile né niente, col mio cellulare avevo tutto preparato nel remote, mi sono collegato, ho fatto vedere quello che volevo far vedere, toglievo, aggiungevo direttamente dal mio cellulare, che per noi, gente che andava in giro con un portatile che pesava 7 kg, solo noi come posso dire? Sappiamo il valore, sì. Bravo, di tutti questi passaggi. Certo. Per quello ci riteniamo molto più fortunati degli altri. Sì. No, anche perché, diciamo, dai discorsi che lei ci ha proposto, c'è una positività di fondo che è quella che ti aiuta anche a crescere, oltre che a raggiungere importanti risultati. Noi ringraziamo Andrea Meanna, titolare di questa online travel agency, ricordiamo hostelsclub.com. hostelsclub.com. Ecco. Hostel, vi raccomandiamo, con la H davanti. Noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, non le auguriamo in bocca al lupo perché dicono che non si augura più, ma comunque buon lavoro per la sua attività e soprattutto impariamo anche a fare i turisti attraverso l'online travel agency, no?
Grazie a voi e buon lavoro, in bocca al lupo a voi. Crepi il lupo, grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito, grazie ad Andrea Meanna, avete visto un'esperienza da cui trarre molti insegnamenti. 7 in punto si chiude qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimanda agli appuntamenti dei prossimi giorni. Buona estate e a presto.